Buongiorno a tutti ragazzi, sempre cose strane, cose che da non credere, cose pazzesche come dico io, però accadono e quindi è meglio che lo diciamo. Quindi in Thailandia ragazzi addirittura il mare si è ritirato per quasi dicono 2 chilometri. In effetti ragazzi questo fatto qui non è nuovo, anche perché nel 2018 è accaduta la stessa cosa. Il problema è che non si capisce perché ci sta questa forza, diciamo che marea che si arretra per oltre 2 chilometri, non si tratta di 10 metri, sa, l'alta e la bassa marea, qua si tratta che il mare si è ritirato per oltre, se non di più, 2 chilometri, chi dice quasi 2 chilometri. Comunque fatto sta che è arretrato di moltissimo, quindi mo oltre o quasi 2 chilometri, ma è arretrato di tanto. Questo è avvenuto in Thailandia, quindi non è stata la prima volta perché anche l'anno scorso è capitata la stessa cosa. Però il problema è che cosa fa succedere questo, quindi la gente, tutti quanti, come ben sappiamo, quando il mare arretra si pensa allo tsunami in arrivo, quindi la gente purtroppo quello che ora dicono si è abituata adesso. Nel 2018 è successo e la gente andava lì a prendere, sai, escono i coralli fuori, le conchiglie, e quindi quando avvenivano, quando hanno visto questo evento, siccome non era uno tsunami, questi vanno a raccogliere i pesci, vanno a raccogliere le conchiglie, i coralli. E vabbè, ma se per puro caso è veramente lo tsunami, che succede? Questo è il problema che io dico, no? In effetti già questo fenomeno, questa è la seconda volta che si verifica. Quindi se si ripetesse un'altra volta, e stavolta non è questo fenomeno dell'acqua che si ritira ed è uno tsunami, lì succede davvero un casino nel vero senso della parola, cioè là fa una strage, perché manca a farlo apposta quando l'acqua l'anno scorso arretrò di 2 chilometri, tutti quanti sa a prendere i pesci, i coralli, a prendere tutto quello che si poteva, diciamo. Diciamo che la popolazione rimase lì a prendere pesci, quindi tutto. Però il giorno in cui avverrà a causa di uno tsunami, quante persone perderanno la vita, ragazzi? Cioè, voglio dire io, cercate una soluzione. Che cos'è che provoca questa ritirata dell'acqua esagerata? 2 chilometri qua si parla, non è che dice vabbè, è arretrato di 30 metri, è la bassa marea, vabbè ci sta pure. Ma qua parlano di 2 chilometri e l'anno scorso è successa la stessa cosa, quindi dico io, no? Questi gli scienziati non sanno che cos'è, figuriamoci noi. Quindi dico io, no, ma possibile che con tutta la tecnologia che abbiamo non siamo in grado di capire perché avviene questo strano fenomeno? Cioè il giorno che davvero sarà lo tsunami, immaginate che la gente va lì a prendere quello che è i pesci, i coralli, perché lì in effetti sono usciti addirittura fuori i coralli, i pesci, roba da mangiare, quindi la popolazione è andata tutta quanta là. Immaginate che a Salerno si ritira il mare qua a 2 chilometri, tutti quanti vanno sicuramente, ma tutti ragazzi, a prendere i pesci, i polipi, le seppie, quindi a raccogliere tutto quello che è commestibile, diciamo, anche perché sarebbe roba fresca, quindi roba buona, il mare si è ritirato, quindi tu approfitti della situazione e ti fai tipo una spesa. Ma se invece lo tsunami, che succede? Succede un macello davvero. Quindi io non so perché questi scienziati che toccano a loro fare questo non riescono a trovare, cioè perché avviene questo, cioè avviene in determinate circostanze o avviene, cioè voglio dire io si dovrebbe studiare questo fenomeno perché il giorno che davvero arriverà lo tsunami la gente andrà lì convinta che è questo fenomeno strano e non saprà che in effetti sta arrivando uno tsunami. Quindi non lo so ragazzi, è la seconda volta che capita, quindi è capitato nel 2018, è capitato nel 2019, quindi si è tornato a ripetere lo stesso fenomeno. È una cosa strana, non lo so, però come dicono quasi tutti
I media dicono il giorno che arriverà lo tsunami sarà davvero un macello. La perdita di vita sarà esagerata perché, ripeto, questi quando vedono che il mare arretra di tanto, ragazzi, questi vanno a prendere pesci, granchi, polipi, che non so poi lì che ci sta, però vanno a prendere tutti quanti, siccome poi in Thailandia non è che tutti quanti fanno la bella vita, ragazzi, quindi immaginate gente che comunque in Thailandia, Mario, diciamo che non sono gente ricca lì, quindi immaginate che, poi lì ci sono le aragoste, ragazzi, quindi lo so perché un mio amico va sempre in Thailandia a fare viaggi e mi parlava delle aragoste che costavano poco. Quindi immaginate che vanno lì a pigliare le aragoste, tutto, e si ritrovano un'onda anomala, cioè lo tsunami addosso. Quindi voglio dire io, un conto è quando il mare si ritira per 30-40 metri. Allora, sa, tu puoi dire la bassa marea, la luna piena, tutte queste cose così e ci può anche stare. Ma qua il mare è di quasi 2 km, non è tantissimo ragazzi. Da qui a Salerno dove abito io sono 4 km. Mi immagino da qui su Carmine che l'acqua scompare 2 km. A me se scompare 2 km faccio, secondo me, riempio la macchina di pesci. Non lo so, però giustamente tutta la popolazione, ragazzi, va lì e va a raccogliere aragoste e tutto quello che ci sta da prendere, quindi roba da mangiare, perché lì non è che fanno la vita normale come noi, là davvero è un popolo che soffre anche lì la fame e tutto, quindi non sono ricchi, vivono proprio di pesca e tutto, figuratevi, quindi figurarsi se si vede il mare che si arretra di 2 chilometri, hai tutto il tempo bello con un bel carrellino di farti una bella spesa di pesce. Però non lo so, una notizia strana, però è reale. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito e come sempre quando c'è una notizia strana come le chiamo io, sicuramente la posterò. Quindi buon appetito a tutti e ci sentiamo.